Ancora argomenti di natura finanziaria in primo piano all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria per martedì 24 ottobre dalla Presidente Miriam Miniemi. I consiglieri comunali sono chiamati ad approvare alcune variazioni di bilancio in gestione provvisoria relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per i progetti relativi alla piattaforma digitale nazionale dei servizi di cittadinanza digitale, abilitazione al cloud delle pubbliche amministrazioni locali, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali con SPID e carta d'identità elettronica. Sempre in tema finanziario, il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio in favore della società cooperativa Itria di Favara. L'ordine del giorno prevede anche la discussione per l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, la proposta di modifica del regolamento della consulta giovanile e la costituzione della commissione consiliare pari opportunità di cui all'articolo 33 dello Statuto Comunale. Interessanti dal punto di vista politico-amministrativo le mozioni e le interrogazioni presentate dai vari gruppi consigliari e dai singoli consiglieri, con in primo piano la mozione di sfiducia all'assessore Emanuele Schembri con delega ai lavori pubblici, infrastrutture, politiche per il recupero del centro storico ed altro, presentata da ben 12 consiglieri comunali d'opposizione.